Riqualificare e riprogettare dando nuova vita a edifici e aree. La Scuola di Architettura dell'Università di Cagliari, in concerto con le istituzioni, si spinge nel territorio per trovare risposte al patrimonio storico e contemporaneo con uno sguardo d'insieme che coinvolge più soggetti. Allora diamo il benvenuto ai nostri ospiti, Caterina Gianatasio, Carlo Azzeni e Giovanni Battista Cocco. Chiediamo subito a Caterina di che progetti stiamo parlando. Innanzitutto, di che parliamo oggi? Bene, innanzitutto ci tengo a ricordare che la Facoltà di Architettura di Cagliari è nata nel 2007, quindi è abbastanza giovane, stiamo lavorando da oltre un decennio oramai e l'approccio che noi seguiamo è un approccio volto a mettere in evidenza la circolarità tra ricerca, didattica e terza missione, intendendo con la terza missione la consulenza specialistica che noi offriamo attraverso convenzioni, per cui i nostri interlocutori sono la comunità scientifica, ovviamente i nostri studenti e il territorio, e con le istituzioni infatti dialoghiamo molto, sono i nostri primi interlocutori e questo è molto importante per noi perché la nostra è una ricerca applicata che cerca di ascoltare il territorio per dare risposte allo stesso. E a proposito di territorio, di quali progetti si sta lavorando adesso nel suo caso? Allora, io mi occupo di restauro, quindi il mio sguardo è volto all'architettura del passato, cercando però di dare risposte alla città contemporanea. In particolare ci stiamo occupando di, innanzitutto attraversiamo tutte le scale, questo è importante sottolinearlo, quindi dal paesaggio ai centri urbani all'architettura, e inoltre seguiamo un approccio transscalare ma anche interdisciplinare, questo grazie alla nostra natura politecnica che ci contraddistingue facendo parte di un dipartimento di ingegneria ambientale, civile, ambientale e di architettura appunto, ma poi grazie anche a collaborazioni interateneo con economia, sociologia, psicologia, geografia eccetera. Ecco, vediamo appunto le immagini che si riescono a buon cammino perché c'è un lavoro anche su questo. I beni a cui noi ci stiamo dedicando in questo momento sono quei beni fragili, e cioè quelle strutture che per quanto siano monumentali, prendiamo in considerazione proprio le carceri, le prigioni del corpo, ma insieme a queste stiamo studiando anche quelle della mente, gli ospedali psichiatrici, noi cerchiamo di fare in modo che queste strutture che sono sempre state al margine della città e che ora invece hanno assunto una nuova centralità all'interno delle città stesse possano dare risposte appunto alla città di oggi con grosse potenzialità. Un altro argomento a cui ci stiamo dedicando molto è quello dei beni militari, in parte dismessi. Questa è una novità, esatto, perché sono sempre operazioni che si stanno concludendo insomma, in questi tempi, prima sarebbe stato impensabile. Infatti, no? Questo deriva da un accordo molto importante che l'Ateneo di Cagliari ha siglato con il Ministero della Difesa proprio di recente, quindi anche lì stiamo prevedendo forme di riuso sostenibile che consente allo stesso tempo di valorizzare il nostro patrimonio che se abbandonato si sgretola. Con Carlo Azzeni invece parliamo di paesaggi rurali, quindi ci spostiamo dal centro abitato. Che cosa si può fare di un paesaggio rurale? Sì, un altro dei temi su cui la Scuola di Architettura sta lavorando adesso in maniera applicata appunto sul territorio è proprio quello dei paesaggi rurali. La Sardegna è fatta per gran parte di paesaggi rurali. I paesaggi rurali hanno una particolarità straordinaria che da un lato lasciano testimonianza di lunghe durate sul territorio. Vediamo alcune immagini infatti, no? La rappresentanza. Allo stesso modo sono anche dei luoghi estremamente attivi, vivaci e dinamici e quindi in continuo cambiamento. La convinzione che i paesaggi rurali siano in qualche modo un bene comune e che consentano un rinnovato rapporto con la città, il rapporto appunto tra città e campagna, muove un po' l'interesse su questa ricerca che noi svolgiamo di concerto con la Regione Sardegna. Il senso di questa ricerca è capire che spazio c'è per le nuove progettualità in ambito rurale, anche alla luce di un'ipotesi di multifunzionalità dello spazio rurale, del mondo rurale, e soprattutto finalmente estendere la normativa di tutela del piano paesaggistico regionale anche alle aree dell'interno e non più solo alla fascia costiera. Perché probabilmente anche qui, esatto, parliamo di aree fragili, non sono solo quelle che certo. vediamo nell'immediato, magari che è quello che non si vede di meno, però in realtà sul quale bisogna intervenire. Esatto, si tratta esattamente di questo. In più bisogna non dimenticarci mai che i paesaggi rurali, l'agro in generale, rappresenta un po' una riserva straordinaria per la nostra isola e per la comunità che ci abita.
e chi lavora e chi gestisce i paesaggi rurali in qualche modo rappresenta una risorsa straordinaria perché consente la presa in cura, la tutela del territorio e sappiamo oggi con tutti i disastri di cui sentiamo parlare continuamente quanto sia importante questo aspetto. Giovanni Battista Cocco invece nel suo caso l'ultimo in ordine di tempo appunto è il progetto della ciclostazione di Villa Cidro, ma poi c'è anche un lavoro su Santa Vendrace, quindi adesso dal mondo rurale, dal paesaggio rurale ci rispostiamo nelle periferie. Sì, esatto. La scuola di architettura sta lavorando da diverso tempo sul recupero delle periferie urbane, a partire dal 2016, quando la Presidenza del Consiglio dei Ministri lancia questo bando sul recupero, la riqualificazione delle periferie anche in termini di sicurezza, e il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura insieme al DADU di Alghero partecipa insieme al Comune di Cagliari offrendo al Comune la consulenza al progetto. Il progetto vince 18 milioni di euro e quindi interessando una vasta area che va dall'ex mattatoio comunale sulla via Po fino a interessare tutto il sistema del fuso di San Paolo, quello che è immediatamente a ridosso del fascio ferroviario. Un'area particolarmente sensibile proprio perché si trova frapposta, quindi in between tra il sistema della Colle di Tuvigeddu, il sistema ambientale del Colle di Tuvigeddu e la laguna di Santa Gilla. L'ultimo invece intervento è stata la consulenza che il nostro Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura ha offerto al Comune di Villa Cidro nel momento in cui la Regione bandisce. Vediamo appunto i progetti. Ecco, questo è il progetto delle periferie di Santa Vendrace. Che recupera quello che vediamo in queste immagini, sono le immagini che si riferiscono all'ex mattatoio e all'area del parco sportivo educativo, quindi un sistema che cerca in qualche modo di riconvertire un'area che era vocazione artigianale e industriale, cerca di accompagnarla nelle immediate vicinanze dell'acqua, non sicuramente attraverso la costruzione, ma attraverso una dimensione culturale pubblica della città. Per quanto riguarda invece Villa Cidro, area est. Villa Cidro, parliamo dell'area est, quindi dell'area all'interno della quale il comune in qualche modo, la città in qualche modo si sfrangia e abbiamo questo abitato diffuso che in qualche modo aggredisce il sistema paesaggistico dell'agro che come diceva questa anche è una casa Carlo, cantoniera? Esatto, questa è la ciclostazione, in realtà è una vecchia stazione, è la stazione di testa della ferrovie complementari che collegavano Isiri con Villa Cidro, che fu dismessa all'inizio degli anni 50 e che il progetto reimmagina come ciclostazione, quindi un luogo all'interno del quale le società sportive possono trovare una loro collocazione, le società sportive che praticano appunto l'uso della bicicletta, e all'interno del quale poi troviamo anche uno spazio didattico per offrire alla scuola, qui siamo in vicinanza dell'Istituto Comprensivo Antio Coloru, possibilità di espandersi loro stessi, insomma, no? Quindi forse ci serve anche di capire dal vostro intervento anche un suggerimento eventualmente anche a qualche comune, no? Se ha voglia anche di una consulenza, probabilmente di idee ce ne sono. Ecco, grazie davvero ai nostri ospiti per averci raggiunto oggi in studio. Noi proseguiamo con gli appuntamenti del fine settimana, lo facciamo